Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Povoletto, ma prima di partire andiamo insieme a sbirciare quelle che sono le notizie del numero del Friuli in edicola quest'oggi. Siamo tutti fuori di testa, questo il titolo scelto. 20.000 i residenti in regione seguiti dai centri di salute mentale e altri 13.000 minori sotto osservazioni. Che cosa sta succedendo? E poi focus su Udine, dopo Friuli Doc la nuova via Aquileia, 6 progetti per conoscere il mondo a Cividale, Pordenone, le spiagge segrete in provincia per una tintarella alternativa, e poi a Ronchi arrivano altri occhi elettronici. Intervista a un giovane talento friulano che dice: talent no grazie, meglio la mia carne, a cucinare è un mestiere da giovani. E poi un'inchiesta che va a toccare le tasche di tutti noi, arrivano le vacanze e benzina e gasolio salgono alle stelle. E allora andiamo a vedere nel dettaglio. Friulani sull'orlo di una crisi di nervi, sono 20.000 gli adulti e 13.000 i minorenni in trattamento per malattie mentali nella nostra regione, dati che possono allarmare ma che dimostrano anche gli interventi attuati sul territorio. Focus sull'utilizzo dei farmaci, sono quasi 6 i milioni di euro che i friulani spendono per gli antidepressivi, e poi le patologie più diffuse, dalle psicosi alla depressione, dall'ansia al TSO, una soluzione estrema ma necessaria, ovvero il trattamento sanitario obbligatorio. Proseguiamo oltre, a farci paura dovrebbero essere i normali. Questo è il titolo scelto da Valentina Viviani, che dice: il tasso di violenza e aggressività dei pazienti con malattia mentale è nettamente inferiore a quello dei cittadini comuni. Chi è in trattamento è più controllato. Questa è la parola dello psichiatra Renzo Bon, direttore del Dipartimento Salute Mentale della SUIUD, che ha anche partecipato alla redazione del piano regionale su questo tema. E poi una importante testimonianza di Marco, nome di fantasia, 35 anni, friulano, che da anni lotta contro la malattia, e la sua battaglia per la guarigione passa anche attraverso la dignità di un lavoro che però è difficile da ottenere con lo stigma della follia. Sotto la lente le categorie più deboli che richiedono interventi mirati. Quali sono? I giovanissimi, gli under 18, abbiamo detto 13.000 giovanissimi pazienti in cura, gli anziani invece, in cui prevalgono patologie multiple che si associano a tutta una serie di problemi anche di natura psichiatrica, e poi stress e traumi che colpiscono in particolar modo i migranti. Cambiamo invece decisamente tema, appunto abbiamo anticipato Luca Scarsini, ha vinto la 5ª edizione del premio Silvia Lunelli, ma resta con i piedi per terra, cresciuto tra i fornelli e il leggio, è pronto a imparare dai grandi chef, e ai talent dice no grazie, meglio la mia carnia. E qui insomma l'intervista realizzata da Nicole Ceretta. Andiamo oltre, ed ecco qua l'inchiesta che interessa sicuramente un po' tutti quanti, quelli che appunto hanno a che fare con un pieno. Carburanti, giorni salati per il pieno. Nelle settimane scorse si è arrivati a pagare anche 2 euro per un litro di benzina in alcuni distributori della regione. Ecco allora le zone del Friuli Venezia Giulia dove si spende di meno, sconti regionali, si parla ancora di questa agevolazione che sarà rinnovata, infatti è pronta la delibera per prorogare gli sconti fino a fine settembre. E qui avete delle grafiche molto utili, perché appunto si confrontano i prezzi della benzina in Friuli Venezia Giulia e del gasolio, e naturalmente anche a livello nazionale, e ci sono anche distributori più economici per una guida diciamo intelligente al vostro pieno. Ci spostiamo a Pordenone. Chi l'ha detto che per prendere il sole, divertirsi e rilassarsi e fare un bagno bisogna andare per forza al mare? Ecco qua le alternative per rimanere sempre a mollo. Il Friuli occidentale offre molte possibilità di trascorrere una domenica immersi non nelle acque salate ma nella natura incontaminata, basta raggiungere i laghi fuori città, ed ecco qui una guida per chi appunto vuole cambiare e scegliere dei percorsi un po' alternativi. All'interno del numero in edicola questa settimana anche il dossier Gorizia, notti magiche in un'estate isontina. In tutta la provincia di Gorizia sono numerose le manifestazioni, gli eventi, i concerti e le sagre. Nella bella stagione la città e i paesi si animano di vita. Naturalmente all'interno del numero in edicola anche gli approfondimenti dedicati alla cultura, agli spettacoli, il palinsesto di Telefriuli al completo e l'approfondimento sportivo. Adesso è giunto il momento di metterci in marcia, venite con noi e andiamo a scoprire un nuovo edicolante a Povoletto.
Allora, eccoci arrivati a Povoletto, accanto a me Silvia Cossettini, buongiorno e grazie per averci accolto. E per la prima volta Edicola Friuli arriva in un'edicola che da poco ha cambiato gestione e sono solo 2 settimane che appunto c'è stato un cambio ai vertici di guardia. Giustamente, abbiamo fatto l'atto notarile l'11 di questo mese, quindi siamo molto all'inizio proprio della situazione, della gestione. Quindi insomma un in bocca al lupo naturalmente da parte nostra e chiaramente anche di tutti i telespettatori per questa nuova avventura che è cominciata come? Allora, io e mia mamma volevamo comunque aprire in gestione un'edicola, specialmente lei che era un suo sogno ancora fin da gioventù. E abbiamo trovato, essendo clienti anche di questa edicola da tanti anni, l'offerta che la vendevano e abbiamo deciso di prenderla un po' su 2 piedi, poi ovviamente è stata una scelta ragionata. Siete anche in centro paese, quindi insomma, e poi vedo anche un paese piuttosto vivace, insomma, quindi le attività commerciali non mancano. Sì, il centro paese è la cosa migliore perché poi la domenica c'è la messa, quindi ci portano gente. Il bar di fronte, ci scambiamo un po' la clientela ovviamente, magari anche gli stessi passano più volte al giorno. Tu sei anche studentessa. Sì, studio beni culturali a Verona e sono laureanda, tra poco dovrei laurearmi. Quindi coniughi insomma lo studio con anche il lavoro. Ci provo. Accanto a me il sindaco Andrea Romito perché oggi è una giornata di festa perché si brinda insomma all'apertura di questa nuova attività e è anche un motivo di soddisfazione penso del paese, no? Che ci sia stato un passaggio di testimone, che l'edicola non abbia chiuso e purtroppo ne abbiamo incontrati di paesi dove le edicole non ci sono più e soprattutto che sia una giovanissima aver preso in mano questa attività. Certo, questo ci dà molta soddisfazione. Questi sono luoghi dove non si viene solo ad acquistare il giornale, ma ci si relaziona. Questo è un luogo non come diciamo in altri posti dove la gente passa e non si incrocia, non si saluta. Questo è un luogo dove ovviamente ci sono relazioni ed è importante che dietro il banco ci sia una persona giovane che possa anche ascoltare, perché la gente ha bisogno anche di essere ascoltata. Signora Flavia, sono grandi soddisfazioni, no? Nell'accompagnare sua figlia in questa avventura. Sì, molte. Che poi è un po' un suo sogno, almeno così dice Silvia. Sì, è un mio sogno che finalmente si è realizzato. E è una passione che ha trasmesso però anche a sua figlia. Sì, e speriamo continui bene. Ma sicuramente andrà benissimo, insomma adesso siete all'inizio però anche siete approdati in una comunità che conoscevate da clienti, quindi è bello anche il passaggio da cliente a gestore. Sì, è stata molto una casualità. Io ero cliente di questa edicola e ho preso il giornale che di solito prendo e parlando così la gestrice mi ha detto che stavano vendendo la... E allora ho parlato a casa e tutto è andato come doveva andare. Ed è tra l'altro anche proprio una bella edicola, insomma, avete fatto dei lavori o l'avete trovata già così bella? L'abbiamo trovata così bella, ordinata, non abbiamo fatto niente perché i gestori di prima sono veramente delle brave persone. Li menzioniamo perché prima Silvia ha detto anche che vi seguono un po' in questo passaggio. Moltissimo, allora sono Federica, Daniele, Ranieri e Rina e speriamo di la nostra soddisfazione ma di dare soddisfazione anche a loro perché lo meritano. E Ivan, che è il papà di Silvia, nonché marito di Flavia, è stata una bella decisione, anche insomma appoggiata dalla famiglia. Sì, diciamo che è stata una decisione presa praticamente in 2 o 3 giorni, saputo la sera, il giorno dopo ho incontrato il signor Daniele che è il titolare qua e il giorno dopo ancora fatto l'affare. Un colpo di fulmine si può dire? Diciamo di sì, perché noi cercavamo già da un po' un'edicola, però volevo un'edicola che lavorasse, non che si aspettasse la gente e non venisse mai, no? E quindi questa edicola, come vede, ha un sacco di prodotti che a differenza di tante altre che avevamo visto non c'era, ecco. Quindi vi è piaciuto, poi voi la conoscevate perché eravate clienti, quindi sì, insomma... Eravamo clienti e quindi però anche Daniele che voleva cederla a persone un po' di fiducia perché ha detto di no a tante persone perché è un impegno e quindi dietro bisogna essere un po' una famiglia che
abbia un po' di persone insomma dietro che faccia il lavoro. Quindi insomma voi Non basta. fa sempre effetto vedere quando ci sono dei giovani alla guida di nuove attività, e devo dire che abbiamo trovato molti edicolanti giovanissimi. È una tendenza positiva che rispecchia anche insomma un cambiamento forse. Sì, mi fa molto piacere e approfitto per fare un grossissimo in bocca al lupo a Silvia, che è una ragazza piena di buona volontà, di entusiasmo, e quindi sono felicissima che abbia intrapreso questa nuova avventura, e assieme alla sua famiglia è una cosa bellissima che valorizza il territorio e mi fa tantissimo piacere. Una bella edicola. Bellissima edicola, molto Tra forte. l'altro penso continuerà a essere, anzi sono sicuro che continuerà così. Io sono ormai un cliente affezionato, sinceramente alle 6 del mattino sono già a prendere il giornale e sono sempre pronti a darlo, anche in anticipo. Karin, che è la sorella di Silvia, e anche lei insomma darà una mano. Cosa ne pensi di questa avventura? Sono contenta di questa edicola qua che abbiamo iniziato a fare. Mi darai una mano anche tu sicuramente. Sì, sì. Sono venuta qua già a fare alcune robe, però non so ovviamente sul bancone, però sembra bello. Auguro sicuramente a questa bella famiglia che ha intrapreso questo percorso che le cose vadano bene, ma sicuramente andranno sicuramente bene, in quanto sono persone super solari, e sono sicuro che andrà davvero bene. Gente nuova, un'edicola molto spumeggiante, tu praticamente gestisci l'attività, sei la dirimpettaia. Certo, da ormai più di 6 anni. La piazza di Povoleto comunque porta tantissima gente, c'è tantissimo movimento, quindi già di base questa edicola ha sempre lavorato benissimo, con un'ottima gestione, quindi auguriamo anche a questi nuovi diciamo vicini di casa di lavorare molto bene, insomma. Allora, in bocca al lupo Silvia per il futuro di questa edicola e di questa attività, e grazie per aver festeggiato anche insieme a noi, insomma. Grazie a voi anche di essere passati a pubblicizzare questa nuova attività. Speriamo vada tutto bene. Certamente. Il prossimo appuntamento invece ci vede andare un po' oltre i confini, ma confini della nostra provincia, perché per la prima volta Edicola Friuli arriverà a Casarsa, e sarà anche l'ultima puntata di questa stagione di Edicola Friuli, che ci ha regalato tante soddisfazioni. Quindi per diciamo festeggiare anche noi andiamo un po' più fuori, e quindi la prossima edicola ci vedremo a Casarsa. L'appuntamento è sempre qui venerdì alle 18:40 su Tele Friuli. Ciao!